Buongiorno, Associazione Benetkens. Abbiamo allestito una mostra qui alla Chiesa dei Torresini a Cittadella e brevemente vi illustriamo un attimo cosa abbiamo combinato. Siamo partiti con quello che riguarda, per quanto riguarda i veneti antichi, la tessitura, gli abiti. Quindi abbiamo messo un pannello con i vari tipi di tintura, abbiamo fatto vedere il nostro telaio ricostruito su ispirazione di quello del Tintinnabolo di Bologna, con gambe tornite molto ampie, e quindi un altro passaggio della tessitura, del fare i vestiti, praticamente la cardatura, si parte dalla lana, si carda, si fila e si fa il tessuto, oppure in alternativa qui abbiamo un mantello fatto in feltro come da un reperto che è stato trovato in Europa centrale, ancora del Neolitico. Andando avanti si trova un angolo che abbiamo dedicato alla casa, quindi a cosa si faceva dentro la casa, come si faceva la casa. Abbiamo illustrazioni di come erano fatte alcuni tipi di case nell'epoca dei Veneti antichi, come erano fatti i muri e poi come si viveva all'interno, le tradizioni che continuano. Per esempio, se uno va in birrerie, in certe birrerie beve ancora sul boccale fatto a stivale. Già 3000 anni fa si beveva nel boccale fatto a stivale. Poi abbiamo ancora, cosa abbiamo? La macina, per far vedere come si macinava, e l'angolo cottura, diciamo, era un focolare con due teste di ariete come arari, e esistevano anche dei fornetti come quello là che venivano ricoperti di ceneri e ancora oggi in tanti posti si vedono ancora. Quello lì è un fornetto a scaldavivande, si mettevano le braccia sotto e lì c'è la vivanda che viene tenuta in campo. Qui abbiamo fatto vedere, andando avanti ancora, il tornio, che era molto importante perché serviva a costruire il vasellame. E poi andando avanti ancora troviamo l'angolo che riguarda i guerrieri, perché purtroppo, per fortuna, insomma, in quei tempi non si poteva pensare di nascere e morire senza dover combattere, erano tempi molto più violenti, e allora abbiamo messo una panoplia ricostruita, delle spade in bronzo che sono state ricostruite, e lo stesso per degli elmi, compreso l'elmo di Oppeano, che è proprio tipicamente veneto, e poi punte di lancia, asce. E andando avanti ancora troviamo quanto riguarda la spiritualità. La spiritualità che nei Veneti antichi si esprimeva in molte maniere, soprattutto nei santuari. I santuari erano dei luoghi dove l'uomo incontrava la divinità, e famosissimi erano i santuari del Monte Sumano, per esempio del Vicentino, dove sono state trovate anche queste due statuine qua. Adesso magari sembrano un po' rozze, voi pensate che l'originale è grande così, quindi vuol dire diventa automaticamente una cosa di una grande fattura, di un grande pregio. Un altro santuario molto particolare era a Calalzo di Cadore, per esempio, il santuario di Lagole, dove venivano fatti dei riti con un mestolo inciso con la dedica dell'offerente. Oppure un altro santuario molto famoso era quello di Abano Terme, dove anche l'imperatore, all'epoca il principe Tiberio, prima di diventare imperatore, veniva a consultare questo oracolo in maniera da sapere come sarebbe stato l'esito delle sue battaglie, delle sue campagne militari. Poi abbiamo ancora gli ex voto, che sono praticamente uguali a quelli che si trovano nelle chiese al giorno d'oggi, avevano lo stesso scopo e avevano le stesse forme. E continuando troviamo le situle, ossia la ricostruzione delle situle. Situla, una parola latina, vuol dire semplicemente secchio, però se noi guardiamo nell'esplosione del reperto in sé, a noi è servito moltissimo, perché abbiamo trovato molte cose, abbiamo trovato la foggia degli abiti, abbiamo trovato animali mitologici che neanche pensavamo di trovare, tipo sfingi, centauri, cavalli con le ali, leoni con le ali, che appunto è un animale mitologico che è molto caro ai veneti.
E poi andando ancora avanti, brevemente troviamo, questa qui è una copia della famosissima stele di Isola Vicentina, dove un signore di nome Yaz ha costruito questo importantissimo, almeno per noi insomma, importantissimo monumento per celebrare il fatto che lui, pur essendo straniero, è stato adottato dai Veneti e quindi si è guadagnato con fatica la cittadinanza e ne era giustamente orgoglioso. Andiamo avanti ancora, abbiamo un angolo che riguarda gli abiti e abbiamo messo 4 manichini, li abbiamo addobbati come se fossero a un picnic, praticamente su un velario, con in fondo un musico che rallegra appunto la situazione. E concludiamo con la romanizzazione. Praticamente quando è arrivata a Roma e le modalità per cui si evince molto bene che non è stata una cosa di conquista, i romani sono venuti qui su richiesta e su invito dei Veneti, hanno fatto delle battaglie assieme, hanno combattuto e abbiamo appunto non che serva avere le prove, comunque abbiamo le testimonianze in cui si capisce che anche in pieno impero romano i Veneti continuavano a definirsi prima di tutto Veneti. E niente, speriamo, se avete occasione, siamo qui fino a lunedì sera a Cittadella e basta.